Ben ritrovati a Cattolica e dintorni, una sede che va scoperta e valorizzata, quella dell'Università Cattolica, secondo il prefetto Livia Brassesco Pace, che ha fatto visita agli ambienti dell'Università Cattolica ed ha ammirato i tesori conservati nella biblioteca Viganò. Ascoltiamola in questo servizio. Perfetto, oggi ho visitato la sede storica dell'Università Cattolica, quali sono le prime impressioni? Assolutamente positive, intanto di bellezza, perché il contenitore, il palazzo davvero è notevole, ci sono sale molto belle e devo dire mi è piaciuto anche molto il recupero che è stato fatto di questo edificio nella parte ad esempio dedicata alla biblioteca. L'ho trovata funzionale, moderna, ma con una conservazione del passato, una visione diciamo unitaria molto molto bella, e di quello devo dire mi ha colpito anche la frequentazione, decisamente notevole. D'altra parte mi sono sorpresa dei numeri sia degli iscritti che anche delle facoltà e delle scienze che vengono insegnate. È molto bello, un rapporto davvero positivo con questa città. Che idea si era fatta prima della presenza dell'Università Cattolica nella città di Brescia, no? Attraverso i media, attraverso le sue frequentazioni? A dire il vero devo ricordare una cosa assolutamente personale. Noi stiamo facendo per incarico del Ministro dell'Interno un osservatorio sull'immigrazione che devo dire sta dando, almeno secondo me, dei frutti molto importanti. Tra l'altro cambiando anche qualche idea che io stessa, prefetto, che sono abituata a studiare l'immigrazione, mi ero fatta sul fenomeno in questa provincia. Ma per ovvi motivi, dovendo fare uno studio, ci siamo appoggiati e abbiamo chiesto alla Cattolica un aiuto, ci è stato dato e devo dire il lavoro che ne sta uscendo è davvero significativo. Quindi il primo contatto con la Cattolica, la sapevo presente in città, l'ho letta dai media, come lei dice, so che è la prima università bresciana, quindi poi ho una tradizione anche vicina a quella che è stata, in fondo tutta la struttura anche ecclesiale, cui sanno tutti che io sono vicina, quindi la Cattolica mi ha colpito da subito la sua presenza in questa provincia, a parte naturalmente loro che fanno parte delle istituzioni e che quindi ho avuto modo di frequentare prima, anche con loro degli ottimi rapporti. E per capire quali possono essere gli sbocchi professionali per chi si laurea in fisica, ascoltiamo questa intervista a Cesare Tozzo. Siamo con Cesare Tozzo, laureato in fisica presso l'Università Cattolica. Allora Cesare, puoi raccontarci di cosa ti stai occupando in questo momento? Mi sono laureato in fisica qui in Cattolica, adesso saranno 7-8 anni fa, e dopo la laurea ho fatto il dottorato in fisica presso l'Università degli Studi di Trento, dopodiché ho proseguito parzialmente con ancora un po' parte della carriera accademica, nel senso che ho iniziato un postdottorato presso la Scuola Normale Superiore a Pisa. E in realtà mentre faccio questa esperienza mi è stata fatta una proposta per lavorare presso un'azienda che produce un software per simulazioni in ambito fisico e ingegneristico. La cosa interessante da questo punto di vista è il fatto che nel ruolo che seguo adesso fondamentalmente seguo aziende che devono avvicinarsi al discorso delle simulazioni e i loro sistemi fisici, e bene o male questa è la stessa cosa che dopo ho imparato a fare durante il dottorato. Durante il dottorato facevo sempre simulazioni di sistemi fisici, in quel caso era un sistema legato alla meccanica quantistica che si chiama condensati Bose-Einstein,
allo stato attuale mi occupo di equazioni che sono molto simili dal punto di vista proprio del problema che si deve andare a risolvere matematicamente, ma dal punto di vista pratico hanno delle ricadute industriali molto più vicine a quelle che possono essere clienti, per cui adesso tipicamente mi occupo di problematiche elettromagnetiche che possono essere quindi problemi di riscaldamento e induzione, piuttosto che problematiche legate ai campi elettromagnetici nel terreno, piuttosto che aver fatto anche cose che bene o male esulano da quella che è la mia formazione specifica, che non è quella di fisico applicato ma di fisico teorico, per cui mi occupo tipicamente anche di meccanica strutturale, fluidodinamica, in base a quelle che sono poi le esigenze del cliente e quelle che sono dopo quelle che sono le scelte aziendali su quali sono i casi in cui devo andare a affrontare. Una laurea scientifica, in particolare dopo una laurea in una scienza pura, dà un genere di formazione che è decisamente versatile, spendibile in diversi ambiti. Io tuttora studio cose e ho studiato cose che bene o male non erano all'interno del mio percorso di studi originale, però bene o male quello che mi ha dato la possibilità di fare e mi dà la possibilità tuttora di fare è il fatto di riuscire a vedere nei problemi che mi formulano le persone le stesse identiche problematiche che ho studiato, quindi possiamo dirla nel senso che mi ha fornito dei metodi che riesco a utilizzare regolarmente e questo penso che sia il valore aggiunto di fare una laurea di carattere scientifico, di carattere diciamo teorico, dopodiché io ho avuto un percorso teorico, il fatto di proprio dare degli strumenti che dopo possono essere utilizzati in ambiti molto diversi, fondamentalmente tutti quelli che sono ambiti di tipo quantitativo, per cui dall'ingegneria, ma probabilmente anche non nel mio ambito, ma l'economia e così. Diciamo che è una laurea spendibile in settori che sono decisamente eterogenei e in cui semplicemente serve una preparazione di tipo quantitativo, quindi saper trattare i dati e le equazioni che dopo producono quei determinati dati. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole. Il primo libro di cui parliamo è questo di Marcel Rolland, intitolato La grande lezione dei piccoli animali. Lo scrittore apre il sipario al piccolo teatro della natura. Non è infatti necessario andare nella savana tra leoni ed elefanti per osservare la natura in azione. Bensì, secondo Rolland, anche nell'orto dietro casa o nella pianta sul balcone possiamo assistere ai meravigliosi meccanismi di sopravvivenza della natura. Infatti, se osserviamo per esempio una pianta che abbiamo sul poggiolo, potremo notare come sulle foglie, molto spesso, nascono dei minuscoli insetti che succhiano la linfa. Sarà compito delle coccinelle andarle a mangiare. Ma dopo che le coccinelle hanno fatto il loro lavoro, arriveranno le formiche a scacciare questi animaletti a pua. Insomma, uno spettacolo naturale meraviglioso che Rolland cerca di spiegare ai bambini. Questo scrittore è dagli anni 50 che ha reso la natura protagonista dei suoi libri. Questa è la grande lezione dei piccoli animali. Am I walking to you? Am I walking to you? In everything that I do, am I just walking to you? E il prossimo libro di cui parliamo è questo, intitolato È un libro di Lane Smith. Un libro che vuole difendere tutti i libri per bambini nei tempi dell'era del digitale. È un libro che prende in giro i maniaci del computer e quei lettori che non sfogliano più pagine, bensì con un click di mouse si accontentano di scorrere fogli virtuali. Questo libro cerca di far capire ai bambini quanto sia ancora importante avere un libro, tenerlo in mano, sfogliare le pagine e perdersi nella sua storia. Questo è un libro di Lane Smith. I just don't know what to do.
Ed infine brum brum, i rumori delle macchine, per tutti quei bambini piccini a partire da 2 anni che sono appassionati di macchine e dei loro rumori. Infatti questo non è un libro normale, è un libro pop-up che però ha anche i suoni di tutti i veicoli, a partire dal camion per arrivare poi al trattore, l'automobile rossa, al rimorchiatore giallo ed infine l'aeroplano. Un libro originale che divertirà i vostri bambini. Questo è Brum Brum, i rumori delle macchine. Am I walking to you? I just don't know what to do. Am I walking to you? I just don't know what to do. Am I walking to you? I just don't know what to do. Am I walking to you? Anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che il nuovo appuntamento di Cattolica e dintorni è alle 20:45 il venerdì su Teletutto. Grazie per essere stati con noi.